Adesso, visto che appunto questo è il congresso di Progress, do la parola al nostro segretario nazionale Salvatore Acampora per la sua relazione. Poi concluderemo con gli interventi dei nostri ospiti. Sorelle e fratelli, buongiorno. Questa è veramente una buona giornata. Io lo considero un giorno di festa, non perché concludo il mio mandato, ma anche per questo. Forse può sembrare strano, ma cioè, un partito diverso, come qualcuno ha ricordato prima di me, l'intervento del coordinatore di Ammanca, ad esempio, che diceva che dobbiamo smetterla con i partiti personali, i partiti personalisti, anzi. Forse questa è la verità, è la cosa che noi abbiamo voluto fare dal primo momento con Progress è stata proprio questa. Io quando ho avuto la fiducia degli attivisti del mio partito 1 anno e mezzo fa, ho subito detto che per me la segreteria non è un concetto di tipo accentratore, bensì è un concetto di tipo condiviso. Nel senso, io ho sempre parlato di segreteria condivisa e pur concorrendo, tra virgolette, contro me stesso, non concorrevo contro me stesso perché all'interno di un partito plurale e moderno ci sono diverse sfaccettature che una persona deve essere brava a cogliere, un esecutivo nazionale deve essere bravo a cogliere, rispettando e valorizzando quelle che sono appunto le differenze, sapendo cogliere anche quando magari non si è completamente nel giusto, anche la persona che hai davanti magari può suggerirti qualcosa alla quale tu non avevi pensato. Quindi per questo è un giorno di festa perché in 1 anno e mezzo credo che questo esecutivo e questo partito sia cresciuto ed è cresciuto grazie all'impegno al sangue che abbiamo sputato per cercare appunto di dare un'offerta differente alla Sardegna ed è cresciuto anche grazie all'impegno e alla vicinanza dei partiti indipendentisti con i quali abbiamo condiviso battaglie comuni e anche grazie agli indipendentisti liberi che non fanno parte ancora di nessuna formazione politica e grazie anche ai partiti italiani che nonostante dal mio punto di vista ogni giorno non facciano altro che uccidere pezzo a pezzo ogni angolo di questa terra, ci hanno fatto capire che il nostro sforzo deve essere ancora più deciso ancora appunto più deciso e ancora più pregnante. Noi questo l'abbiamo fatto dando un'impronta decisa anche dal punto di vista amministrativo al nostro partito. Quest'anno passato è stato un anno importante perché Progress, nonostante avesse già rappresentanze in ambito provinciale, ha passato un anno felice secondo me perché abbiamo praticamente vinto in tutte quante le elezioni amministrative alle quali abbiamo concorso. Io in primis alla Lanusei faccio parte dell'amministrazione in maggioranza, Progress è il capogruppo alla Lanusei che per ancora è comune capoluogo di provincia, ricordo Terra Alba e tutti quanti gli altri amministrativi alle quali abbiamo partecipato. La mia relazione è difficile perché viviamo un presente che è difficile e la lotta dal punto di vista politico si deve, secondo me, innalzare. Io al nuovo segretario o ai nuovi segretari darò tutto quanto l'impegno che ho dato quest'anno e che ho dato dal 2003 nelle mie passate esperienze politiche solo esclusivamente indipendentiste sino ad oggi. Però non posso negare il fatto che oggi io mi trovo a parlare di una situazione sarda di totale disastro storico, politico e culturale. Questo non possiamo negarlo. Facciamo a tutt'oggi parte di uno Stato che è di una Repubblica, che è quella italiana, che è fondata sull'usura bancaria fondamentalmente. E quindi tutte quante queste cose bisogna dirle chiaramente. Io non ho paura di dirle, mi sono preso querele anche da qualcuno qualche giorno fa e non ho paura di dire queste cose perché noi abbiamo il dovere di dire le cose che sentiamo e la verità in faccia alle persone che incontriamo ogni giorno, se no non ci daranno mai la famosa fiducia, la famosa delega di cui parlava l'amico poco fa del Sulcis, che giustamente vive una situazione notevole di difficoltà,
che da 60 anni ad oggi i partiti italiani perpetrano nel nostro territorio, quindi noi proviamo a cercare di avere una maggiore fiducia, ma vi chiediamo anche di darcela, perché noi lo facciamo in maniera disinteressata, noi ci perdiamo con la politica, non ci guadagniamo niente, cioè ci mettiamo solamente dell'impegno. Quindi questo per ricordare appunto che in tutto questo periodo noi ci siamo impegnati, come qualcuno ricordava, anche su battaglie che abbiamo vinto, come quella sul nucleare, con le battaglie che portiamo avanti e portano avanti i nostri padri prima di noi, che sono quelle sulle servitù militari, che sarebbe giusto, come ha detto qualcuno, chiamare schiavitù militari, perché non sono servitù militari. Lo stato di servo è ancora uno stato paraumano. Lo stato di schiavo oramai ha finito completamente di annichilire la persona umana, quindi sono questi i piccoli dettagli che non bisogna mai dimenticare di ricordare. Vi dicevo appunto che la mia relazione è difficile, parafrasando qualcuno di più importante di me, che era un signore che si chiama Karl Marx. Vorrei dire solamente una cosa, che il problema è questo, secondo me, che proprio c'è un fantasma che infesta questo palazzo e che infesta tutte quante le strade della nostra Sardegna, sale queste scale, entra da queste porte, esce e affligge il 90% delle forze politiche in Sardegna, ed è il fantasma del servilismo strisciante. Questo è il problema principale. Servilismo strisciante che in questi ultimi 25 anni di populismo, per non citare gli altri in Sardegna, ha portato ad annichilire completamente le nostre menti e le menti dei nostri fratelli, perché ci sono delle forze politiche di destra e di sinistra che siedono in Consiglio regionale, che ad oggi stanno perpetrando e perpetrano un genocidio delle popolazioni marginali che vivono in Sardegna. Questo non bisogna mai dimenticarlo. Quel referendum che alcuni hanno sostenuto, hanno votato, hanno portato avanti, è un imbroglio bello e buono. È un imbroglio bello e buono perché nulla di quel referendum ha qualcosa di democratico. Che cos'è la democrazia? Che cos'è? Togliere completamente i servizi dalle zone marginali della Sardegna e cercare di creare una ciambella col buco al centro. Ha qualcosa di democratico? Ha qualcosa di democratico una cosa di questo tipo? Questo non è democratico, perché i genocidi non si portano avanti solamente uccidendo le persone. Levare i servizi nelle battaglie che noi stiamo facendo, come Progress ad esempio in Ogliastra, da un posto così, tra virgolette, marginale rispetto a questo duopolio che si sta cercando di creare in Sardegna, è un atto criminale. Levare gli ospedali dalle zone della Sardegna, levare i tribunali, levare i servizi, è un atto criminale, è un atto delinquente di persone che siedono in Consiglio regionale e che coscientemente, al soldo delle lobby di tipo sanitario che affliggono questa Sardegna, e non solo sanitario, stanno portando avanti facendo finta che questa sia democrazia. La democrazia è un'altra cosa. La democrazia, quando si parla di tagliare i costi della politica, che i nostri consiglieri regionali o i nostri politici, i capo dei partiti italiani in Sardegna che siedono in Parlamento, che facciano un atto veramente democratico e dicano: in Sardegna si siedano 500 consiglieri regionali a 2.000 euro al mese. Che dicano una cosa di questo tipo. Quindi io auguro al prossimo segretario o ai prossimi segretari di fare, io personalmente gli auguro di cuore di fare una cosa di questo tipo. Io l'ho sempre fatto, ho cercato di portarlo avanti e ad oggi sottolineo una cosa nella quale credo profondamente, che è quella di mai nessun accordo con chiunque affligga e uccida questa terra ogni giorno da 600 anni a questa parte. Mai nessun accordo con nessuno che si renda complice di queste nefandezze. Quindi quello sul quale ci dobbiamo battere sono delle cose semplicissime, che sono la terra, la dignità, l'indipendenza, la giustizia, la salute, che sono dei diritti sacrosanti che noi abbiamo il dovere storico di portare avanti. Io quando parlo dell'Ogliastra, che è la mia terra, quando parlo della Sardegna,
che è la mia madre. A me vengono le lacrime agli occhi ogni giorno che esco di casa e penso a come qualcuno ci dice no, ma io voglio giustamente portare avanti il cambiamento, perché di che cambiamento stiamo parlando? Di che cambiamento stiamo parlando? A chi rispondono? A chi rispondono i consiglieri regionali? Questo bisogna chiederselo. La maggior parte dei consiglieri regionali a chi rispondono? Io quando cito l'esempio delle province, perché è l'emblema dell'imbroglio che si sta portando avanti. È l'emblema dell'imbroglio, perché io dico semplicemente, bene, io ci sto, levateci, noi a Lanusei, togliete l'ospedale, togliete il punto nascite, noi abbiamo fatto una battaglia settimana scorsa e continueremo a farla su questo, togliete il tribunale, toglieteci tutto, ci togliete anche le tasse, perché io pago le tasse come le pagano a Cagliari e come le pagano a Milano. Le pago, toglieteci tutto, io sono disponibile a non pagare un euro di tasse. Se si parla di dignità di democrazia, qual è? Dove sta oggi? Dove sta oggi la parità sociale? La parità di dignità tra le persone della nostra stessa Sardegna, dove sta? Se non parliamo di queste cose, stiamo raccontando a noi stessi e agli altri delle bugie. Io le bugie non le dico né agli attivisti e agli attivisti di Progress, tantomeno mi sono mai sognato di dirle alle persone alle quali ho chiesto la fiducia o anche a chi non la pensava come me. Queste sono delle cose che bisogna che siano chiare nella testa delle persone che portano avanti progetti politici oggi in Sardegna. Io sono disponibilissimo a ragionare su un progetto comune, solo con persone che però hanno a cuore la propria madre. Io ne ho una, non ho due madri, tre madri, la madre Italia e la madre Europa. No, io ne ho una di madre. Ho una madre sola. Quindi, per concludere, ci tengo particolarmente in questo anno in quest'anno e mezzo che è stato difficile, a ringraziare le persone che mi sono state vicine, particolarmente dal punto di vista umano e politico. Abbiamo fatto un grosso lavoro per quanto riguarda la comunicazione, quindi ringrazio senza ombra di dubbio Luigi Cocco, senza il quale molte cose non sarebbero state possibili. Ringrazio anche persone che oggi non sono qui, come Martino Di Beltulo, Cristina Velluti, Giulio Cherchi, Daniele Addis che ci ha dato una grossa mano in esecutivo, Fabio Balia, e ringrazio particolarmente una persona che mi avrebbe fatto piacere vedere oggi qui, ma non c'è, purtroppo, che è Yuri Pili, che è una persona alla quale io tengo particolarmente. Quindi nel concludere questa breve relazione io le decisioni di tipo politico le lascio poi a quello che sarà il nuovo esecutivo. Io mi dedicherò, quando dico mi fermo non posso dirlo perché sono amministratore, quindi non mi posso fermare e quindi non potrò prendermi neanche l'anno sabbatico. Comunque vi ringrazio, viva la Sardegna, viva il popolo sardo, viva tutti i partiti indipendentisti che oggi lavorano e sputano sangue su questo territorio.